Era Johnson & Johnson dopo la sospensione, nessuna limitazione già da domani disponibile per la campagna vaccinale. Intanto in Veneto entro 2 settimane sarà completato il target degli over 70. I medici di base impegnati nelle vaccinazioni domiciliari per gli anziani impossibilitati a muoversi per completare la categoria degli over 80. Scende dal suo autobus ma il mezzo si mette in movimento. Autista 59enne cerca di fermarlo ma resta schiacciato. La tragedia nel Veronese a Malcesine. Le partite IVA del movimento Io Apro, scese in piazza Roma la scorsa settimana, annunciano dal 26 aprile apriremo violando il coprifuoco e senza il pass vaccinale. Vertice con le regioni sull'avvio della stagione balneare 2021. La decisione: quest'estate si potrà tornare in spiaggia esattamente con le regole adottate nel 2020. Gelate nei campi, in Veneto la stima di 300 milioni di perdite, dei quali 200 relativi alle coltivazioni di frutta, azzeramento totale della produzione di pesche e albicocche. Volley stasera a Novara, gara 2 delle finali scudetto per l'Imocu, in vantaggio nella serie. Una vittoria significherebbe la conquista dello scudetto numero 4. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque nel pomeriggio è arrivata la decisione di EMA chiamata a pronunciarsi sul vaccino Johnson & Johnson dopo la sospensione, nessuna limitazione alle somministrazioni e dunque il vaccino potrà entrare effettivamente nella campagna vaccinale già da domani. Intanto in Veneto entro 2 settimane dovrebbe essere completata la vaccinazione per gli over 70. Io spero che in 2 settimane e mezza finiamo anche gli over 70. Chiusa la partita degli over 80, il 91,4% ha ricevuto una dose, la campagna vaccinale in Veneto procede su 2 fronti. Gli over 70 che sono fatti sia dai medici di medicina generale sia all'interno dei centri vaccinali e persone fragili. Queste sono i due target, le 2 categorie che le aziende stanno vaccinando. Nessun altro target. Sono 1161 su 3008 al momento i medici di medicina generale impegnati nelle vaccinazioni nei propri ambulatori o nei centri vaccinali. Complessivamente 39.000 le somministrazioni fatte dalla categoria. Un gioco di squadra che ha permesso anche oggi al Veneto di confermarsi primo in Italia per le vaccinazioni effettuate. 93,3%, fra l'altro il bollettino neanche aggiornato, di magazzino inoculato. Considerate che noi abbiamo parcheggiato Moderna in via Prudenziale 53.000 parcheggiate perché siamo terrorizzati di non averle per i richiami. Intanto domani o giovedì il presidente Zaia, come aveva annunciato nei giorni scorsi, presenterà il macro cronoprogramma prudenziale delle vaccinazioni dei veneti in base all'anno di nascita. Questa mattina il commissario Figliuolo ha assegnato a ciascuna regione un target giornaliero di somministrazione in base alle previsioni di forniture di dosi. Noi partiamo dal 19-22 con 25.000 circa somministrazioni al giorno, per arrivare, secondo sempre le indicazioni che ci dice il commissario, il 29 di aprile alle 40.000, secondo il commissario, vaccinazioni al giorno in Veneto. Noi ci eravamo già arrivati molto vicino perché mi sembra che in una delle punte avevamo fatto 37.000. Intanto migliora anche la situazione nei reparti veneti, che permette di rivedere la riorganizzazione ambulatoriale ospedaliera per un ritorno alla normalità. Il Veneto è in fase 3, cioè è nella fase meno problematica e se viene confermata si sblocca tutto, di fatto, in settimana. E primo giorno di vaccinazioni per gli over 80 allettati nella Marca, medici di base mobilitati su tutto il territorio. Se dicono che è utile, io sono contenta, io mi fido del dottore, perché l'abbiamo scelto fra i tanti, perciò io mi fido. Se dice che mi tiene lontano dalle malattie infettive, per esempio, o no? Non è questo lo scopo? 94 anni, la signora Lidia, maestra per una vita, è la prima over 80 vaccinata a domicilio tra gli assistiti del dottor Modesto Celia, medico di base a Montebelluna, uno dei tanti professionisti da oggi in campo per la 3 giorni di immunizzazioni dedicate ai soggetti allettati o con forti problemi di deambulazione. Sono 3 giorni intensissimi, direi, sia per l'organizzazione sia per il fatto che sta facendo caldo e quindi bisogna muoversi. Muoversi perché il vaccino ha una scadenza ravvicinata
e non ammette alte temperature. Il vaccino dura dal momento del confezionamento 6 ore fuori dal frigorifero. Bisogna tenerlo in una borsa termica. Tenga conto che quando viene preparato passa anche un'ora prima che venga distribuito. La giornata del dottor Celia inizia al vecchio ospedale di Montebelluna, sede del servizio di igiene. È qui che le dosi vengono consegnate nelle mani dei medici di famiglia. La distribuzione diventa così capillare casa per casa, con i dottori dotati anche di farmaci salvavita per ogni evenienza. Sia l'adrenalina in caso di shock anafilattico, sia del flebocortisone. Anche per questo ogni medico deve rimanere con il proprio assistito nei 15 minuti successivi alla somministrazione, cui si aggiungono i tempi per le schede di anamnesi, dove non mancano domande tra il burocratico e l'estemporaneo, che però strappano un sorriso a pazienti, congiunti e badanti. Se il paziente è incinta. Se è incinta, sì, è ultra ottantenne. Diciamo, meglio passare avanti. Sì, appunto. Tra gli assistiti visitati in queste ore, tante le persone completamente immobilizzate o con gravi patologie che da oggi possono dirsi più protette. Bisogna essere fiduciosi, perché bisogna uscire da questa situazione infernale. Personalmente mi rendo conto che non si riesce a pensare ad altro e quindi bisogna andarne fuori e ritornare a fare i medici. E la campagna vaccinale si gioca anche nelle aziende. Da Confapi Veneto le indicazioni per farsi trovare pronti. 400 imprese hanno già manifestato interesse per immunizzare i propri dipendenti. Se i vaccini arrivano, se definiscono il tipo di vaccino che viene destinato a noi, mondo dell'impresa, mondo di Confapi, diciamo che fine maggio, i primi di giugno potremo iniziare a operare. Sono già 400 le piccole e medie imprese di Confapi Veneto pronte a vaccinare i propri dipendenti in azienda. Si tratta di circa 5.000 addetti che sarebbero favorevoli a ricevere la dose di siero anti-Covid. I vertici provinciali di Confapi hanno partecipato ad una riunione telematica con l'assessore regionale Lanzarin. Le strutture sono pronte, resta solo l'incognita delle forniture. Se noi partiamo che il vaccino destinato a noi era l'AstraZeneca e il Johnson & Johnson, l'AstraZeneca è stato bloccato dai 60 in giù, tenendo in considerazione che la popolazione lavorativa oggi ha una media dei 30-40 anni al massimo e quindi abbiamo escluso questo tipo di vaccino. Attendiamo indicazioni sul Johnson & Johnson, eventualmente se anche qua avremo delle controindicazioni, l'assessore Lanzarin insieme anche al dottor Morgillo si stanno attivando per eventualmente l'utilizzo di altre tipologie di vaccini, quindi quelli con la catena del freddo. Tuttavia le aziende sono pronte anche per la somministrazione di Pfizer e Moderna. Abbiamo avuto disponibilità nella cabina di regia regionale di valutare anche questa possibilità che la regione intervenga con la fornitura di attrezzature idonee per poter gestire la vaccinazione eventualmente sulla catena del freddo anche all'interno delle nostre aziende. E quindi diciamo noi siamo tranquilli e pronti a operare attendendo le indicazioni. Alla campagna vaccinale possono aderire aziende di qualsiasi dimensione qualora non avessero spazi adeguati per la somministrazione. Confapi presso le proprie sedi provinciali, appoggiandosi ad altre strutture, garantisce la possibilità di luoghi per effettuare il vaccino. E a proposito di Johnson & Johnson, c'è un aggiornamento che leggiamo dal sito di Repubblica.it, Covid e vaccini, la decisione su Johnson & Johnson in Italia solo agli over 60. Dunque EMA si è pronunciata dando il via libera, non imponendo limitazioni, ma l'Italia dopo il vertice tra Ministero della Salute, AIFA ha deciso che i paletti anche per Johnson & Johnson saranno gli stessi che sono adesso in vigore per AstraZeneca. E in queste ore è in corso la riunione tra Stato, tra il governo e le regioni sulle riaperture, al centro la questione trasporti, ristorazione ma anche il coprifuoco, ed è su questo che verte il sondaggio che vi presentiamo questa sera. Coprifuoco, spostarlo alle 23? Se la vostra risposta è sì, numero da comporre è lo 0422 1626 691. Se invece intendete rispondere no, il numero da comporre è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita, anche se trovate occupato non preoccupatevi, perché la vostra risposta verrà correttamente registrata all'esito questa sera nel corso di Ring. E il movimento delle partite IVA Io Apro, che la scorsa settimana avevano protestato a Roma nella manifestazione poi sfociata negli scontri con le forze dell'ordine,
annuncia la riapertura degli esercizi dal 26 aprile senza coprifuoco né alcun tipo di pass vaccinale. Per domani è stata convocata una conferenza stampa alle 18 all'Hotel Quirinale di Roma per illustrare con precisione la loro decisione che spiegano riguarderà tutte le categorie. E ristoratori intanto che sono alla ricerca di un piano B per poter aprire il 26 aprile, l'SOS arriva dalla Marca Trevigiana, da Follina per l'esattezza. La situazione per noi è drammatica perché dalla prossima settimana potranno riaprire solo i ristoranti che hanno la disponibilità di posti a sedere all'aperto. Noi purtroppo non li abbiamo i posti all'aperto, per averli dovremo sostenere ulteriori spese per attrezzare l'esterno con tavoli, sedie, ombrelloni e quant'altro, e in questo momento sono spese che non possiamo sostenere vista la situazione e la chiusura del locale, per cui sarebbero ancora più di un mese che dovremmo stare chiusi e quindi la situazione diventa ancora più difficile perché un altro mese di chiusura non è possibile, cioè non si può affrontare. Siamo a Follina e qui difficoltà e interrogativi vengono sollevati non solo da chi non dispone di plateatico. Il mio grande dubbio quando io ho preso la prenotazione dei nostri clienti, che ho preparato quello che devo preparare in cucina, e se nel momento a mezzogiorno, a mattina c'è il sole, mi organizzo, e a mezzogiorno c'è la pioggia, cosa faccio? Mando via i clienti o posso accomodarli all'interno, magari distanziati secondo la norma vigente? Cercasi piano B per i ristoratori, soluzioni alternative per chi è legato ad un clima instabile e piovoso e alle basse temperature. Tra l'altro il discorso delle aperture all'aperto secondo noi nella nostra zona non sarebbe neanche sostenibile perché viste le temperature che abbiamo in queste zone non si può pensare di stare a pranzo e tantomeno a cena pranzare fuori all'aperto perché effettivamente è troppo freddo. Pronti a raccogliere prenotazioni, ma campeggiano ancora troppi dubbi senza risposta per chi attende ormai da mesi la riapertura. Noi siamo chiusi dall'8 marzo, come tutti chiaramente, poi noi abbiamo scelto anche tra l'altro di non fare asporto, anche perché comunque la maggior parte dei nostri amici e clienti sono distanti. E a proposito di coprifuoco, altro aggiornamento che arriva dai siti, questa volta quello del Gazzettino, leggiamo nuovo decreto legge coprifuoco spostato alle 23 misure, stato di emergenza fino al 31 luglio. Dunque sembra che stia andando verso la decisione di spostare il coprifuoco anziché alle 22 alle 23. E dal 15 maggio si potrà tornare sulle spiagge con le stesse regole applicate la scorsa estate. Soddisfatto l'assessore regionale al turismo che affronta anche il tema della ristorazione. Abbiamo avuto una riunione con il presidente della commissione Demanio, l'assessore Scaiola della regione Liguria, e insieme abbiamo discusso dell'opportunità di riaprire la stagione secondo le regole dell'anno scorso. Dal 15 maggio si può dunque tornare in spiaggia seguendo le regole adottate nell'estate 2020. Scaiola ha sottolineato l'unione tra regioni che, al di là del colore politico, ha detto fanno squadra per affrontare al meglio la situazione. Una grande apertura del ministro al turismo Garavaglia, il quale ad oggi dà la propria disponibilità non solo ad anticipare l'apertura della stagione dal 1 giugno, così come inizialmente era stato stabilito al 15 di maggio. Questo per noi è importante perché significa prendere dentro il periodo della Pentecoste, che è un periodo importante per quanto riguarda l'arrivo del turismo, soprattutto di madrelingua tedesca, ma appunto anche la possibilità di utilizzare le stesse modalità, gli stessi protocolli che abbiamo utilizzato l'anno scorso per andare in spiaggia. Quindi ci auguriamo tutti di poter avere una estate serena. L'assessore Canera ha incontrato anche i rappresentanti di Federalberghi Veneto. Abbiamo parlato di tante cose, tra queste la possibilità per le persone che soggiornano in albergo di poter cenare e pranzare anche all'interno delle strutture alberghiere, non soltanto all'esterno, con un distanziamento che non sia di 2 metri ma di 1 metro soltanto. Consentire il servizio di ristorazione solo all'aperto in zona gialla, evidenzia Caner, limita molto l'attività. Pensiamo alle città d'arte dove non tutti i locali sono dotati di plateatici o ai locali di montagna dove le temperature consentono questo servizio al massimo all'orario di pranzo. La misura dunque va rivista, ribadisce l'assessore regionale, così come accadeva l'anno scorso, nell'estendere il servizio anche all'interno del ristorante, da subito e non dal 1 giugno, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione.
E a proposito di turismo, Ryanair ha annunciato l'operativo per l'estate 2021 negli aeroporti del Veneto, con 65 rotte in totale da Treviso, Verona e Venezia Marco Polo, incluse 23 nuove rotte da Treviso verso destinazioni come Corfù, Rodi, Oslo e Tel Aviv, attive a partire da giugno in poi. La compagnia aerea conferma quindi il proprio impegno sul Veneto e si aspetta che il suo operativo estivo 2021 contribuirà a stimolare il traffico aereo e la ripresa del settore turistico, mentre l'implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l'Europa si prepara a riaprire. Siamo alla cronaca, iniziamo con la tragedia che si è consumata nel pomeriggio nel Veronese a Malcesine. L'autista di un bus adibito a trasporto studenti è sceso dal mezzo quando questo, appena parcheggiato e senza passeggeri a bordo, ha iniziato a muoversi autonomamente. A quel punto l'uomo, 59 anni, ha tentato di salire per fermarlo, ma è rimasto schiacciato tra l'autobus e un albero. In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Bardolino e da Verona con l'autogru per spostare il mezzo e liberare la vittima, ma purtroppo per l'autista non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i sanitari del SUEM, i carabinieri di Malcesine e lo Spisa, a cui sono affidate ora le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia. E torniamo al femminicidio di Pove. Sono intervenute oggi le referenti bassanesi di Spazio Donna che scrivono: Dorina era già stata picchiata dal marito, l'abbiamo conosciuta in ospedale, aveva iniziato con noi un percorso di autonomia. Come la maggior parte delle volte, parlare di raptus, di follia all'origine di un femminicidio è l'errore più comune e più grave. Ma anche nel caso di Dorina, la 39enne straziata a martellate dal marito Gezzim, non c'è stata nessuna improvvisazione. E la cosa è ben chiara anche dalle dichiarazioni delle referenti bassanesi di Spazio Donna, che in una nota raccontano la storia di Dorina. L'avevano conosciuta all'ospedale, dove era finita per le botte del marito, quell'uomo descritto da tutti schivo, educato, che salutava sempre, che però costringeva la moglie a restare chiusa in casa, come aveva raccontato lei alle professioniste del centro, che segue in tutto il territorio donne in situazioni difficili. Dorina, dicono, aveva iniziato con loro un percorso di autonomia che l'aveva portata al desiderio di uscire da un matrimonio che con l'amore non aveva nulla a che fare. Gezzim non poteva sopportare che lei, donna, decidesse di lasciarlo. Così è bastato poco, ha preso in mano il martello e ha cominciato a colpire. Poi più niente. E vi riproponiamo il sondaggio modificato proprio alla luce delle novità che vi abbiamo dato nel corso del telegiornale, ovvero si sta decidendo per un coprifuoco spostato alle 23 anziché alle 22. Questa è la decisione che il governo sembra ormai intenzionato ad adottare. Allora vi chiediamo di rispondere a questo nuovo quesito: coprifuoco alle 23, meglio eliminarlo del tutto? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 1626 691, se la risposta è no, il numero è lo 0422 1626 690, la chiamata è gratuita e vi ricordiamo che anche se trovate occupato verrà ugualmente registrata nel modo corretto l'esito del sondaggio questa sera, sempre nel corso di Ring. E adesso la conta dei danni causati dal gelo aumenta di giorno in giorno. Le rilevazioni di Coldiretti Veneto parlano quasi di 300 milioni di perdite, dei quali 200 relativi alle coltivazioni di frutta, con un azzeramento totale della produzione di pesche e albicocche. Meno colpiti meli e peri, con una percentuale di perdita di raccolto comunque attestate sul 50%. Numeri catastrofici, spiega Coldiretti Veneto, che si aggiungono ad un anno difficile per l'emergenza sanitaria, ma anche dal punto di vista delle avversità atmosferiche che a macchia di leopardo si sono abbattute su tutto il territorio nazionale. L'inverno bollente e le gelate, sottolinea Coldiretti, hanno creato in molte regioni gravi problemi agli alveari, con le api che non hanno la possibilità di raccogliere il nettare a causa delle basse temperature o del danneggiamento dei fiori. E adesso la crisi di ACC, c'è la disponibilità del vice ministro Alessandra Todde a riprendere in mano il progetto Italcomp. È il risultato del faccia a faccia che si è svolto questa mattina a Roma al Mise, dopo che i sindacati hanno forzato la richiesta di incontro calendarizzata per il prossimo 23 aprile. Venerdì si è preso l'impegno reciproco di scrivere in un verbale di riunione, nel documento che riterremo, firmato sia da noi che dal governo, la conferma che il progetto Italcomp è riattivato.
Sono trascorsi pochi minuti dopo le 13. Dalla sede del MISE esce la delegazione che ha incontrato la vice ministra Todde, forzando la riunione messa in agenda per venerdì prossimo. Fuori dalla sede del Ministero ci sono i lavoratori di ACC e quelli di ex Embraco. Su entrambi pende la spada di Damocle, per i primi la mancanza di liquidità, per i secondi il licenziamento. A mezzanotte dello stabilimento di Mel, maestranze e rappresentanze sindacali sono saliti sul pullman che li ha portati a Roma. Il vice ministro Todde ha detto che l'idea originaria di Italcomp non è del tutto messa da parte. Venerdì ci sarà un incontro, saremo tutti presenti, il curatore fallimentare di Embraco, il commissario Castro, e in quella data noi crediamo di dover firmare un verbale di accordo. C'è più chiarezza adesso rispetto a qualche giorno fa. Sicuramente ancora la certezza l'aspettiamo il 23 con l'incontro con la Todde. Comunque ci sono tutti i prerequisiti per finalizzare il progetto Italcomp. C'è un emendamento su cui il governo, nonostante il ministro Giorgetti abbia rovesciato la filosofia iniziale del progetto Italcomp, ha assicurato il voto unanime al Senato che garantirà entro il 20 maggio la liquidità necessaria al futuro di ACC. Non sarà concesso a chi che sia di perdere ancora tempo, dicono i lavoratori, che hanno ritenuto scandalosi 2 mesi di silenzio solo per consentire un passaggio di consegne. C'è uno spiraglio, quando è arrivato il resoconto del ministro Giorgetti, sinceramente è stata una mazzata, chiamiamola così. Invece oggi c'è uno spiraglio di luce, vedo i lavoratori anche un attimino più sollevati. Venerdì l'incontro decisivo. Oggi il presidente Zaia nel suo punto stampa ha detto che con il collega Cirio è iniziata un'interlocuzione con una lista di imprese selezionate per capire se c'è qualcuno che voglia prendere in mano la situazione, figlia di un comparto il cui valore aggiunto, ha detto Zaia riferendosi al compressore, non è elevatissimo. E continuiamo a darvi aggiornamenti che stanno arrivando da Roma, dal vertice con le regioni e il governo. Le scuole superiori potranno adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinché sia garantita in zona rossa la presenza ad almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca. Scusate, è andata via, eccolo qua. Mentre ci sono novità anche per quanto riguarda la zona gialla. Perché abbiate pazienza, eccolo qui, perché fino in zona gialla c'è un problema con l'ANSA. Allora andiamo avanti. 5 milioni di euro per il nuovo bando dedicato alla rottamazione delle vecchie auto, l'annuncio dell'assessore regionale all'ambiente Bottacine, poi vi diamo aggiornamenti anche sulla scuola. Buone notizie per i cittadini grazie al nuovo bando approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore Bottacin, con cui si promuovono importanti incentivi per chi vorrà rottamare la propria vecchia auto e sostituirla con un veicolo a basso impatto ambientale. È una delle misure che si inserisce nella lotta allo smog e quest'anno investiamo 5 milioni di euro sulla rottamazione delle vecchie auto. Quando dico vecchie intendo fino a Euro 5 diesel e Euro 4 benzina, e ci sono dei contributi che vanno fino a 8.000 euro per chi acquista un'auto elettrica. Gli incentivi, che arrivano fino a 8.000 euro per veicolo, saranno differenti in funzione delle effettive emissioni di anidride carbonica e ossidi di azoto del nuovo mezzo, stabiliti in base a specifici protocolli, e si potranno ottenere rottamando autovetture adibite al trasporto persone. Si dà la priorità a chi ha i redditi più bassi e il tempo per fare le domande sarà entro il 15 giugno, quindi dai prossimi giorni, quando ci sarà la pubblicazione del bando, fino al 15 giugno ci sarà la possibilità di accedere a questi finanziamenti della Regione per la rottamazione della vecchia auto. Tra i criteri è stato previsto anche un incremento di punteggio per le istanze presentate da residenti nei comuni dove sono state approvate ordinanze conformi alle disposizioni dell'accordo di programma del bacino padano, così da premiare in quota parte anche il lavoro delle amministrazioni locali. E allora, per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla scuola che vi stavamo dando poco fa, allora per quanto riguarda le zone rosse abbiamo appunto spiegato che è possibile avere da un 50% ad un 75%. Per le zone invece gialle e arancione la didattica in presenza deve essere garantita da almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca, e quanto prevede la bozza del decreto che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri domani. Le disposizioni, prosegue il testo, non possono essere derogate
derogate da provvedimenti dei presidenti delle regioni, fatto salvo casi di eccezionale e straordinaria gravità dovuti al Covid. Poi per quanto riguarda invece il coprifuoco, dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e a cena con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, mentre dal 1 giugno potranno aprire, ma solo a pranzo, anche i locali che hanno spazi al chiuso. Lo prevede sempre la bozza del decreto legge. E siamo adesso allo sport con la finale scudetto di volley stasera a Novara ed è scena gara 2 della sfida tricolore tra Imoco Conegliano e Igor Novara. Dopo l'entusiasmante gara 1 che ha visto trionfare al tie break le Pantere in una partita di oltre 3 ore con la storica prestazione da record di Paola Egonu, stasera le ragazze di coach Santarelli hanno la possibilità, in caso di vittoria, di agguantare lo scudetto numero 4 della loro storia. Fischio d'inizio alle 20:30. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21:15 in prima serata su Antenna 3 con Ring. Ospiti Luciano Sandonà della Lega, Vincenzo Forte di Fratelli d'Italia, Davide Tramarina del Partito Democratico e poi Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, Riccardo Szumski, medico di base e sindaco, e ancora Lorenzo Zambonin, barista. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Bentrovati al meteo. Una circolazione instabile insiste sull'Italia, dunque al nord-est avremo ancora qualche conseguenza di questo flusso perturbato che ormai da giorni è in azione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di mercoledì 21 aprile sarà caratterizzata da un tempo asciutto e soleggiato al mattino. Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare e sui settori montuosi sarà possibile anche qualche acquazzone che localmente potrebbe scendere fin verso le aree pianeggianti. Temperature comunque gradevoli, minime tra i 5 e i 9 gradi, massime tra i 13 e i 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole in mattinata, dal pomeriggio cielo più coperto con rovesci via via più frequenti. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove inizialmente avremo un ampio soleggiamento, a seguire più nubi e anche qui non si escludono delle piogge. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime infine sui 17 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.